Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza la mozione che ho presentato e che prevede impegni precisi per la Giunta regionale per affrontare concretamente la problematica legata alla presenza del lupo sul nostro territorio. La mozione prevede l'intervento da parte della Regione per risarcire i danni provocati dai lupi entro non oltre 6 mesi dall'accertamento dei danni stessi. Poi prevede anche che sia a carico della Regione l'installazione di eventuali strumenti di prevenzione. Prevede anche la necessità di recedere quanto prima possibile dal progetto Wolf Alps, che utilizza 6.100.000 euro per reintrodurre i lupi nella nostra regione, soldi che potrebbero essere utilizzati per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. La parte più importante però della mozione prevede la richiesta di vedere attuato il piano di gestione e di contenimento del lupo, così come avviene nel resto d'Europa. Quando ci sono troppi lupi nel nostro territorio fortemente antropizzato, devono essere resi oggetto di contenimento e, laddove necessario, di abbattimento. Si rinuncia al progetto Wolf Alps, si rinuncia alle risorse europee messe a disposizione, si rinuncia ad affrontare il problema dando spazio alle facili strumentalizzazioni. In questa maniera si rimanda esclusivamente il problema. Quante volte la maggioranza lo vorrà fare ancora? Le vere vittime di questa votazione, che vede lo stop del progetto europeo per la questione dei lupi in Veneto, sono proprio gli agricoltori, perché andando a recedere il progetto Wolf Alps andiamo a rinunciare anche a tutti i soldi già stanziati da questo progetto. Quindi non ci saranno più fondi per i cani pastori, non ci saranno più fondi per le recinzioni, ma la presenza del lupo resterà perché sono specie protette. I dati che vengono diffusi in questo periodo sono dati falsi, sono utili solo a creare allarmi, perché i lupi in Veneto sono accertati da studi e monitoraggi biologici 12, al massimo si può arrivare a 15. Siamo 5 milioni di abitanti in Veneto, sono state predate un centinaio, si parla esattamente di 60 capi quest'anno, predazioni che possono essere appunto evitate mettendo in campo le recinzioni elettrificate e l'utilizzo di cani pastori, come è già stato fatto in molte altre parti d'Europa.